Elia Cinquini, intanto partiamo da risultati, importantissimo per noi questa vittoria, ne avevamo bisogno e alla fine l'abbiamo ottenuta. Sì, con le unghie e con i denti, perché non si era messo tanto bene. Siamo stati bravi rispetto alle altre partite, siamo rimasti più in partita, siamo stati un po' più freddi, fra virgolette, abbiamo pensato a giocare, non abbiamo fatto... Tante volte si va a giro un po' per la pista, ci si picchia un po' troppo con l'avversario, si perde il filo del gioco, invece siamo stati bravi, l'abbiamo tenuto e alla fine ha ripagato. Non per togliere niente al Montebello, però insomma le azioni le avete costruite tantissime, no? E comunque questa pallina non entrava, forse c'era anche un po' di nervosismo dopo gli ultimi risultati, però non è che non avete creato. No, abbiamo creato tanto. Sì, forse un po' di nervosismo, forse un po' la troppa voglia di vincere, come ti posso dire, comunque di confermarsi nel campionato, nel senso di lavorare, perché di fare punti. Forse quella lì ci ha un po' frenato, però ci sta. Siamo comunque, fra virgolette, una squadra abbastanza giovane, a parte 2 o 3 che siamo vecchietti, si incomincia a essere vecchietti, però abbiamo una voglia di fare, di lavorare che con l'unghie e con i denti. Allora si riparte e quindi il centro insomma comunque non muore mai e stasera ha dimostrato. Sempre, fino alla fine, sempre, finché ne può più. E poi complimenti per l'assist per Mura. Grazie mille, grazie a voi.